Si tratta del patrimonio culturale della Serenissima, che quindi unisce come ponte, diciamo, due sponde anche dell'Adriatico, e quindi da un punto di vista figurativo si capisce subito l'importanza di questa unione per un ricordo che deve in qualche modo riportare anche un'unione di pace, uno sguardo della storia che guarda comunque anche al futuro, in un messaggio che parte dai giovani che vogliono riprendersi in mano anche in qualche modo le radici in modo profondo, con quell'umanità che ci dovrebbe, diciamo, caratterizzare quotidianamente, e con quelle radici ripristinare quello che è un ponte e dargli, diciamo, anche basi più solide rispetto magari anche al passato. Io reputo che questa manifestazione di oggi sia un passo importante nel consolidare il rapporto di collaborazione e amicizia tra le nostre due regioni, in primis ed è un rapporto che va avanti da quando l'Istria esiste, ovvero da 30 anni, per non parlare del patrimonio storico e culturale della Serenissima anche nei nostri territori, che è un patrimonio secolare e che continuiamo a promuovere e tutelare, lo continua a fare soprattutto la comunità nazionale italiana. Ma è un momento felice, direi così, anche per creare nuovi contatti, nuove collaborazioni tra le realtà scolastiche delle nostre due regioni e dunque tra i giovani, e per tramandare anche a loro, insomma, far capire loro l'importanza di questi contatti, di queste collaborazioni, di questa amicizia che c'è tra le nostre due realtà, ma soprattutto del dover tutelare, promuovere, cullare anche quel patrimonio di cui dicevo prima, storico e culturale, che è parte della nostra identità. Questo è il nostro, anche il mio traguardo, fare che a Pola un'atmosfera favorevole a parlare la lingua italiana e parlare il nostro dialetto istroveneto, come è uguale quello di Venezia, quello di Pola, quello di Cherso. Perciò vogliamo fare un'atmosfera che si può liberamente esprimersi in qualsiasi lingua, italiano e istroveneto, sì, italiano e istroveneto. Io ho fatto tutte le mie, io ho iniziato le scuole in italiano, poi ho dovuto fare un pezzo in croato, però io ho due figli e 5 nipoti che tutti fanno la scuola italiana dall'asilo in su.